Buongiorno. Ah, questa tazza me l'ha regalata la mia vicina di casa. Ciao Sara. Carburo un attimo perché faccio questo video perché devo andare a fare degli esami del sangue, tiroxina libera e cos'è l'altro? ACTH test per cortisolo e tireotropina TSH. Sì. Poi devo ancora prenotare, visto che oggi è il 7 gennaio, quindi sono stati tutti in vacanza fino a ieri e io non vedevo l'ora di tornare alla routine quotidiana. No, queste no, tutto delle messe, delle visite da prenotare. Ah, di là. Un'altra cosa, stavo un po' dicendo delle parolacce per la mia storica che ho tipo dal 2018 Sony Cybershot. Se qualcuno sa il problema, io quando vado a mettere la memory card mi dice, cioè non la legge, no. Quindi se qualcuno sa il problema, adesso vi mostro, io l'accendo, vedete, fa così. Impossibile leggere la scheda di memoria, reinserire scheda di memoria. Io l'ho anche cambiata, la memory card, e non so quale sia il problema. Quindi penso di o girare i prossimi video col telefono, così mi esploderà il telefono, oppure con la GoPro, però so che non è il massimo. Funziona. Praticamente ho pulito lo scompartimento della memory card con uno stuzzicadente. Va bene, va benissimo. Fantastico. Ci tenevo a fare un discorso stamattina che forse per chi mi segue anche da tanto tempo non è ben chiaro. Allora, nascere con una malattia genetica, si è malati per tutta la vita, non si può guarire, perché la genetica, a meno che tu non sia un miliardario e ti faccia delle cure per cambiarti il DNA, se la scienza lo permette, se è stato inventato già qualcosa che io non ne sono a conoscenza, una persona che ha una malattia genetica rara, degenerativa, tende ad invecchiare più precocemente delle altre persone. Da notare nel mio caso la vista, che già a 20 anni avevo dei problemi di distacchi di retina che di solito hanno le persone di 50-60 anni. Sono stata operata di vitrectomia, quindi mi hanno anche, oltre ad avermi aggiustato la retina, hanno hanno tolto la cataratta, tolto il vitreo e mi hanno messo un vitreo artificiale. Quindi magari, non so se ve ne siete mai accorti, ma in certe foto che faccio si vede che ho un vetro nell'occhio. Forse. Se vi siete accorti, ehm, cerco di vivere adesso ogni giorno, quest'anno me lo sono messo come obiettivo, di volermi bene tanto, curarmi, farmi tante visite, mangiare sano, fare allenamento, fare le cose che mi piacciono, eh,
pensare alla mia crescita culturale, fare corsi, leggere, stare con persone che mi ehm, accrescano, eh, usare il mio tempo, perché ho capito che il tempo nel mio caso, e come anche nel vostro, ma per chi ha paura di non farcela neanche di esserci domani, il tempo ha più valore. Dicevo, per chi ha una malattia genetica non starà mai bene. È inutile che la gente mi venga a chiedere: ma ti hanno operata, ora stai bene? No, ragazzi, io posso dirvi che sto bene per farvi stare tranquilli, perché si risponde così, perché sennò vi faccio due maroni grandi così, ma chi ha una malattia genetica farà una vita di stenti, farà una vita di visite, di ospedali, di dolori, di cose che proverà, sensazioni, emozioni, dolori che le persone della sua età non hanno ancora provato. Si sentirà alienato, si sentirà solo, si sentirà, avrà molti momenti, come io ne ho avuti, in cui non vede una via d'uscita e cade nel farsi ancora più male perché non vede una soluzione in tutto questo. E una soluzione non c'è, o forse sì. Io ho pensato che oltre a farmi tutte queste visite, a ricontattare l'ospedale di Padova in cui mi avevano diagnosticato la mia malattia, la genetista nel lontano 2015, io lo dico in un video così magari resta. Se mi capitasse qualcosa, vorrei che il mio corpo restasse alla scienza, vorrei che lo studiassero, vorrei che capissero le motivazioni, le cure, le possibili cure. Vorrei che questa malattia sia più vivibile. So che non può essere curabile, spero che lo sia in un futuro. Ci ho pensato molto a questa cosa e sì, se qualcuno, se mi capitasse qualcosa, qualcuno vuole mettermi in una bara, no ragazzi, io voglio stare dove sono stata per tutta la vita, in ospedale. Voglio essere sezionata, studiata ed essere utile. Penso che quella sia la cosa veramente utile, che serva, che sia d'aiuto agli altri bambini che nasceranno, purtroppo, spero pochi, che nasceranno con la mia malattia, che sia d'aiuto anche per studiarla, capirla meglio e che ci sia più supporto e più punti di appoggio, cure e sì, avete capito, no? Ci vediamo in ospedale dopo. Che bello piove. Comunque è da un anno che aspetto che mi chiamino per la visita, no, per la visita,
per operarmi all'alluce valgo, entrambi gli alluci valghi, e l'operazione si può fare solo a 300, quindi tipo a 40 minuti, mezz'ora da dove abito, quindi dovrò organizzarmi anche con i mezzi e chiederò a qualcuno che mi darà una mano. E non hanno posto, quindi dovrò chiamare ogni mese per sapere quando decideranno la data, quando sarà la data delle operazioni. Quelle saranno toste. Fatta anche questa. Ogni volta è una guerra, ci sono un sacco di persone, anche se prenoto gli esami alle 8 o alle 9, finisco a farli tipo un'ora dopo. C'è troppa gente, dovrebbero organizzarsi meglio. Che corse. Un piccolo aggiornamento, grazie ad una ragazza che ho conosciuto su Instagram, che ha anche lei la sindrome di Noonan, mi ha dato il consiglio di contattare non è un reparto, un'associazione, un ufficio per le malattie rare che si occupa delle malattie rare di Padova. Ho appena parlato con una dottoressa in cui le ho spiegato in riassunto la mia situazione, le mie operazioni e cosa si potrebbe fare per migliorare tutto anche a livello lavorativo. Vedremo cosa succederà. A volte spero che qualcosa mi vada bene, almeno una cosa. Tanto spesso vorrei sparire per non dare peso a tutte quelle persone per cui sono un peso, per tutte le persone che ho fatto star male. Vorrei solo sparire. Sono tanto stanca. Sono stanca. E da sola è così difficile sopportare tutto. Non ce la faccio più. Io cerco in tutti i modi di darmi forza. Cerco di sembrare forte, ma vorrei sparire. Vorrei solo soffrire meno, stare un attimo senza pensare, avere una cosa
una soddisfazione, una notizia positiva, qualcosa di buono. E invece penso sempre che sono una nullità, che sono un peso per gli altri, per tutti, che cosa ci sto a fare io qua? Che cosa ci sto a fare io qua? Sono utile per qualcuno, do una mano alla società, alla comunità, non riesco a fare niente. Non so se domani il mio cuore avrà ancora problemi, se domani mi sveglierò, perché magari stanotte il cuore non batte più, se svengo sbatto la testa, se magari domani non ci vedrò più, chi avrò vicino? E io non voglio avere nessuno vicino, perché so quanto è pesante sopportare e lottare ogni giorno con questi problemi. E scusatemi, ma ho pensato ancora di farmi del male, di andare, di andare in pronto soccorso e dire io, aiutatemi perché io voglio farmi del male e io non voglio più stare qua. E non voglio più stare così. Non voglio più. Ed ad un certo punto Scusate. Ad un certo punto si crolla. Io crollo e vorrei solo prendere dei farmaci, dormire e svegliarmi. Forse svegliarmi, non lo so. Scusate. Qualcuno mi aiuti, per favore. Perché io sono distrutta, sono a pezzi, non riesco più a sopportare altro. Scusate, mi dispiace, scusate.